Noi avevamo tentato di fare un decreto per fare in modo che i bimbi delle scuole dell'infanzia arrivassero a fine anno scolastico. Il decreto Lorenzin prevede una cosa che molto probabilmente qualcuno non ha ben focalizzato. Dai 0 ai 6 anni, quindi scuola non dell'obbligo, se non sei vaccinato te ne vai a casa. Dai 6 ai 16 anni scuola dell'obbligo, se non sei vaccinato continui ad andare a scuola. Allora qualcuno mi dovrebbe spiegare perché c'è il pericolo di tenere un bimbo fino a fine anno scolastico nelle scuole dell'infanzia se non è vaccinato e invece nella scuola dell'obbligo ci può rimanere. Direi che ci vuole anche un po' di buonsenso. Io non sono contro le vaccinazioni, però un po' di buonsenso ci vuole, visto e considerato che sta venendo fuori veramente un grosso problema. Chi ha legiferato e chi ha decretato ha tentato di scaricare il problema sul nuovo governo. La verità è che il governo è sempre quello loro perché è ancora in carica. Direi che questa partita andrebbe risolta con un po' di buonsenso. Non bisogna essere contro le vaccinazioni, vanno programmate, pianificate. Noi avevamo un modello da 10 anni di non obbligatorietà e di dialogo con i genitori, che è esattamente un modello che hanno altri 15 paesi europei, che rispondono al nome di Germania, Gran Bretagna, i paesi del nord Europa, la Spagna e molti altri ancora. Quindi il nostro modello era un modello che puntava al dialogo. Si è decisa la coercizione e questi sono i risultati.